Buona giornata, eccoci ancora con voi naturalmente in diretta, quindi potete partecipare e fare le vostre domande. Io sollecito in modo particolare in questo momento alle 12:40, dalle 12:40 alle 13:25 perché siamo in diretta. Poi ci saranno delle repliche naturalmente sul canale 87 anche nel pomeriggio, in serata, in nottata, ma sono repliche e difficilmente possiamo dare delle risposte, quindi approfittate di questo momento. Parliamo con i nostri ospiti, ve li presento subito. Ben ritornato con noi Bruno Pigozzo, consigliere regionale. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Telespettatori. E ben arrivato anche Pierangelo Spano della segreteria regionale dello SPI-CGIL del Veneto. Grazie ancora, quindi pensionati. Sì, non è pensionato, ma comunque rappresenta la categoria dei pensionati, perché sennò i nostri telespettatori non riescono a capacitarsi. Peraltro studioso, docente universitario e quindi con una grande capacità di darci un quadro generale anche di alcuni elementi importanti per quel che riguarda gli aspetti sociosanitari della regione del Veneto. Parliamo di piano sociosanitario che è stato elaborato dalla regione del Veneto. Ne avevamo accennato 2 settimane fa circa che avremmo fatto un approfondimento a riguardo, perché effettivamente non c'è molta chiarezza, ci sono istanze di precise categorie che appartengono al settore e poi naturalmente i cittadini che da un lato pressati da quelli che sono i provvedimenti presi dalla manovra finanziaria del governo, dall'altro da quel che succederà nelle proprie regioni, e quindi in ogni regione c'è una situazione diversa, quello è bene sottolinearlo, non sanno più orientarsi. In questo caso parliamo della regione del Veneto, anche chi ci segue da altre regioni d'Italia deve rendersi conto che questa è una situazione particolare. Ogni regione, poi lo spiegheranno bene anche i nostri ospiti, ha un proprio provvedimento interno a seconda poi di quello che viene deliberato dal Consiglio e naturalmente preso poi attuato dalla Giunta. Allora, consigliere, questo parto finalmente c'è stato. Quali sono i punti salienti? Spiegamoli bene ai nostri telespettatori. Allora, intanto diciamo che siamo ancora in sala travaglio, nel senso che il piano adottato dalla Giunta si trova adesso in 5ª commissione consigliare. Sono state concluse la settimana scorsa le audizioni di vari soggetti interessati agli argomenti, insomma, che il piano descrive. Tra poco comincerà la discussione vera in commissione, dopodiché il provvedimento approderà all'Aula del Consiglio per essere approvato. Il piano, che arriva dopo 15 anni dall'ultimo del 96, trova una situazione nel Veneto molto diversificata, sia sul livello delle strutture sanitarie, sia sul livello dei servizi alla persona e quindi sulla parte più prettamente sociale. Cioè, qual era la situazione che si era presentata nel 96, così vediamo anche i cambiamenti che ci sono stati? Ma nel 96 evidentemente il vecchio piano dava degli indirizzi, buoni indirizzi per la verità, che però vedevano una certa disponibilità anche di risorse sia da parte della struttura nazionale e regionale con i trasferimenti del fondo sanitario, sia da parte dei comuni che nel proprio bilancio avevano una quota consistente di risorse destinate ai servizi alla persona. Questa disponibilità negli anni è venuta lentamente meno, in maniera precipitosa. Negli ultimi anni c'è stata una contrazione di disponibilità soprattutto da parte dei comuni e contemporaneamente è avvenuta un'evoluzione del bisogno di salute in genere, sia sotto il profilo sanitario, quindi ospedaliero, sia sotto il profilo sociale, direi soprattutto sotto il profilo sociale. E quindi, tenendo conto di queste rapide trasformazioni, era urgente adottare un piano e quindi arriviamo in ritardo sicuramente rispetto all'evoluzione, però adesso il momento è cruciale e va riformato, riorganizzato tutto il sistema dei servizi, garantendo il recupero di quella equità e omogeneità nella erogazione che si è persa appunto in questi 15 anni. Ecco. Questo è il quadro generale, esatto. Poi entreremo nel merito dei provvedimenti. Infatti, quadro generale, lei tra l'altro ha fatto diverse elaborazioni nel lungo periodo. Nel vedere questa evoluzione o involuzione, perché non so se sia proprio un'evoluzione. Devo dire, anche dal nostro punto di vista, che venga a colmarsi questo vuoto di 15 anni è un dato positivo e va riconosciuto alla Giunta di aver fatto sul serio quando ha promesso di dare finalmente uno strumento di programmazione alla nostra regione. E va da sé che in un momento così complesso, dove i bisogni si modificano molto velocemente e il trend delle risorse non è stabile, abbiamo appunto
tutti ancora negli occhi la manovra finanziaria approvata dal governo, che avrà ricadute anche per le regioni e anche per il comparto della sanità, soprattutto per quei provvedimenti decisi ancora a luglio. È chiaro che noi abbiamo bisogno di trovare una prospettiva di sviluppo del nostro modello e dell'integrazione sociosanitaria di cui il Veneto è stato alfiere a livello nazionale e di cui ha beneficiato il nostro sistema di benessere. Va costruita appunto con delle garanzie che siano dichiarazioni di principio, ma che siano poi anche corroborate da dei dati, soprattutto delle risorse. Quindi quando il documento, che come diceva giustamente il consigliere Pigozzo, è ancora in una fase di lavorazione, perché appunto la quinta commissione è chiamata a costruire quello che poi sarà il testo sul quale il Consiglio regionale esprimerà il suo voto finale, quindi solo a quel punto avremo materialmente in mano il documento, però ecco, lì si fa tra le tante, insomma, una enunciazione di principio che a me piace ricordare anche in questa occasione, cioè si dice: la salute è un diritto individuale garantito dalla collettività. È una cosa dentro la quale noi ci riconosciamo appieno, e perché venga confermata nei fatti c'è bisogno che molte delle cose, dei passaggi che il piano propone vengano specificati meglio e vengano declinati, perché altrimenti il rischio di uno scollamento tra la dichiarazione e la realizzazione, ecco, noi lì percepiamo pericolo e siamo interessati a stare nel merito del dibattito di questa fase e di quella che seguirà. Ecco, tutto quello che verrà attuato è supportato naturalmente da risorse. Ma allora, ormai da alcuni anni l'autonomia delle regioni prevede che le risorse assegnate dal Fondo Sanitario Nazionale vengano gestite in proprio, senza il pagamento a piè di lista, come si dice, delle eventuali eccedenze in disavanzo negativo. E quindi è chiaro che le risorse oggi sono misurate e non possiamo senz'altro sperare in risorse maggiori, quindi bisogna ottimizzare l'esistente e riorganizzare. Questa è un po' la logica che nel piano, sotto diversi profili, insomma, viene così adottata. Allora, riorganizzare significa rimettere mano alle regole, e quindi nell'erogazione dei servizi ospedalieri nel piano è prevista una nuova, diciamo, ossatura del sistema ospedaliero, con una dorsale, chiamiamola così, di primo livello, che è la rete degli ospedali provinciali, a cui fa riferimento, in più i due ospedali, diciamo, dell'azienda sanitaria di Padova, universitaria, insomma, di Padova e di Verona, e poi il secondo livello, quello della rete territoriale, dove lì c'è una forte spinta a riorganizzare con il concetto dell'area vasta, e cioè che in un'area omogenea come potrebbe essere quella della provincia, le varie aziende sanitarie e sociosanitarie locali in qualche modo trovino un sistema di organizzazione che dia uniformità nell'area di riferimento ai servizi. Questo sul piano ospedaliero. Perfetto, torniamo su questo argomento un attimo solo, che credo ci sia una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora. Buongiorno dottoressa Cognito, buongiorno ai suoi gentili ospiti. Buongiorno, sono Nadia e parlo da Padova. Le chiedo, dottoressa Cognito, se gentilmente mi lascia parlare per avere una risposta. Di chiede domandi, basta che lei stia nel minuto di tempo, quindi va benissimo. Allora, mi chiedo, come cittadina italiana, io supero i 29.000 euro per lordi non netti. Quindi questo mese io ho avuto una visita oculistica, 47 euro, 100.000 in lire. Mio marito una visita al ginocchio, raggi, cose, 150 euro, 300.000 più 100, io 450.000. Esami del sangue, 150.000. A me le pensioni non sono state aumentate. Mi chiedo e vorrei una risposta. Tutti gli extracomunitari, anche quelli che stanno sbarcando, poverini, profughi, non profughi, sono a carico di noi cittadini italiani. Mi sto chiedendo come avete il coraggio di chiedere a noi, che abbiamo sempre pagato le tasse, e non mi fate la solita retorica abbiamo fatto, noi ci chiediamo questo, perché in una trasmissione è stato detto abbiamo dato tutto a tutti e questi sono i risultati. Allora io mi chiedo, non posso da una pensione levare
500.000 di lire in un mese, perché il mese prossimo ho altre cose. L'assessore alla regione che prende 10.000 euro al mese, 8.000 con gettone di presenza, i benefit, paga 5 o 10 euro come me per ricetta. Allora questo, come dire, chiarissimo, differenza io voglio sapere, perché noi, se non abbiamo avuto la cosa di pensione, stiamo intaccando i nostri risparmi. No, è stata molto chiara. Veniamo anche noi barboni, così ci mantenete. Vorrei una risposta esaustiva, senza dire ma quelli sono profughi, poverini, poi hanno il babbo e la mamma che io ho visto in ospedale, hanno trapianti. Certo, vengono sempre con l'arroganza e il diritto. Ma cos'è diventata questa Italia? Il riciclo di tutto il mondo? Grazie vorrei una risposta esaustiva. Sì, grazie signora Nadia. Allora, prima consigliere e poi naturalmente Pierangelo segretario. Ma allora è sintomatico che la signora sollevi un problema di sostenibilità della rete dei servizi verso magari gli ultimi arrivati, chiamiamoli così, quando comunque di per sé c'è una sofferenza generalizzata della tenuta del sistema. Voglio precisare che appartengo a una forza politica che in questo momento, momentaneamente, come diciamo noi, siamo all'opposizione a livello regionale, e questo tipo di denuncia è pienamente condivisibile, nel senso che oggi il cittadino medio sta toccando con mano, come diceva la signora, che l'erogazione dei servizi va a incidere quotidianamente nelle tasche del cittadino. E questa situazione è stata anche recentemente aggravata appunto dall'applicazione degli ulteriori ticket per far recuperare risorse non solo al sistema regionale ma anche al sistema nazionale, perché non dimentichiamo che c'è un vuoto, chiamiamolo così, insomma, di bilancio abbastanza consistente, anzi molto consistente, di miliardi di euro, che in alcune regioni, con una conduzione e una gestione diciamo poco attenta, ha provocato questo disavanzo pauroso. E quindi a livello nazionale la imposizione di applicare i ticket è stata fatta e vale anche per il Veneto. Quindi quella applicazione dei ticket decisa dal Presidente della Regione Veneto, diciamo controvoglia, nel senso che in prima battuta aveva detto non applicheremo i ticket, e questo è ancora oggetto di contenzioso nei confronti appunto del governo, però concretamente oggi sta pesando sulle tasche del cittadino. Allora, ma poi non in modo proporzionale. E questo è il problema, appunto, non in modo proporzionale e non andando a valutare, e questo credo sarà uno degli argomenti più forti che anche in sede di audizione è emerso, non andando a toccare quello che è la valutazione delle possibilità concrete del cittadino, della propria capacità di reddito e della propria capacità di compartecipare al costo dei servizi, che deve essere graduato e proporzionato appunto a questa capacità. Ecco, questo è un punto sul quale noi diciamo nei confronti di questo piano che è ancora in lavorazione bisognerà fare scelte precise ed eque. Questo è pienamente condivisibile come atteggiamento da parte della signora. Sentiamo anche cosa dice il segretario, l'aspetto che emerge dalla telefonata della signora, ma che poi si ritrova in altre telefonate, anche in altri orari, soprattutto la sera, magari quando facciamo degli approfondimenti di politica, è che si sta creando la cosiddetta guerra dei poveri, tra virgolette, che però di fatto è questa, cioè un astio, un livore, un grande fastidio, lecito, lecitissimo, nei confronti di chi comunque riceve dei vantaggi, dei benefici delle situazioni. Sembra una cosa così in cui si può fare un commento, non bisognerebbe che ci fosse eccetera, però in altre situazioni, in altri paesi, questa è stata la leva che ha fatto scattare poi delle vere rivolte sociali, delle gravi intolleranze. Per cui secondo me bisogna anche tenerne conto seriamente, perché si incomincia dall'improperio, dalla cosa, e poi quando a un certo punto ti manca veramente di che vivere, ti scagli contro
quello che è un altro povero, perdendo di vista poi in realtà chi è il reale artefice del tuo tristo destino, che però forse si vuole anche che sia così, perché così chi decide, chi ha le redini resta intoccato sostanzialmente, no? La casta resta sempre lì, infatti, e la guerra si svolge sotto. È brutta questo aspetto qui, però si sta manifestando in più livelli. Beh, a Roma abbiamo dei casi eclatanti. Sempre più presente questo tipo di contraddizione, e credo che è un dovere da parte nostra, diciamo, come classe politica, fare delle scelte chiare e concrete che vanno incontro alla riduzione di questa disparità di trattamento. Devo anche dire però che dobbiamo capire politicamente che scelte facciamo, sia come governo nazionale sia come governo regionale. Riteniamo che la salute sia un diritto, questo va garantito con sistemi di responsabilità dal punto di vista del cittadino, chiaramente, come dicevo prima, che se ho bisogno di un'erogazione di una prestazione e sono miliardario, è evidente che non la posso pretendere come chi invece ha neanche lo stretto necessario per vivere. E quindi ridefinire i livelli essenziali sia di tipo sanitario sia di tipo sociale, che tra l'altro in Veneto non sono, come nella maggior parte dell'Italia, non sono ancora stati delineati i livelli essenziali sociali, e in base a questi garantire le risorse dal sistema fiscale, dalla fiscalità generale. Insomma. Allora adesso passiamo la parola subito dopo la pubblicità anche al segretario, che così risponderà alla telefonata e aggiungerà quanto. Teniamo conto che comunque il cittadino continua a contribuire col sistema sanitario nazionale e per le pensioni col proprio reddito, per cui attenzione, se decidiamo che è un diritto, se decidiamo che non è un diritto, gli ridiamo i soldi, cioè se li tiene in saccoccia si fa un'assicurazione privata, sì, è anche equo, non gli diamo più la pensione, non gli diamo più, se li deve pagarsi tutto, allora se li tiene si fa un'assicurazione come in America, perché alla fine, attenzione, i soldi li continuiamo a pagare, quindi se non ci sono i servizi a fronte di un pagamento, il cittadino poi non è più tanto contento. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme. Allora, diamo la risposta sempre alla nostra telespettatrice dal punto di vista del sindacato, poi data la risposta mettiamo subito in onda un'altra telefonata che c'è stata poco prima della pubblicità, quindi abbia pazienza, se non sbaglio la signora dalla provincia di Treviso, pochi minuti che rispondiamo e poi la mettiamo in onda, prego. Bene, sì, mi fa piacere raccogliere questa sollecitazione, perché noi come sindacato pensionati vediamo questa fatica, questa criticità che si sta scaricando sulle famiglie di anziani, a fronte di scelte che magari obbligate da un quadro di risorse scarse, però non tengono in dovuta considerazione quel principio di equità del quale noi riteniamo di non poter fare a meno, perché di fatto la signora con 29.000 euro di reddito deve pagare delle prestazioni magari appunto con un sovraccarico da ticket che va molto oltre a quello che è il valore della prestazione che riceve, e qui noi abbiamo detto da subito che questo metodo non corrispondeva a quello che invece è un principio di equità che banalmente la Regione Lombardia, governata da Formigoni, o la Regione Piemonte, governata da Cota, hanno ritenuto di fare applicando i ticket in misura proporzionale al valore della prestazione. Questo è già un primo criterio, ma non ci fermiamo qui. 29.000 euro di reddito non tengono conto dei carichi assistenziali, mettono sullo stesso piano una famiglia con figli o persone appunto anziane che abbiano già magari delle cure, delle patologie da seguire. Quindi l'ISEE, che è uno strumento di fatto in uso da 11 anni e che consente di tenere parzialmente in conto queste situazioni, sarebbe stato un altro utile modo di applicare questa richiesta che è intervenuta a fine luglio dal governo centrale verso le regioni di introdurre i ticket con dei principi che salvaguardassero quelle situazioni più deboli per bisogno e più deboli per capacità di concorrere alla spesa. Quindi noi non vogliamo mettere in discussione in assoluto il principio della compartecipazione, ma chiediamo che se compartecipazione deve essere, ci siano tutte quelle cautele, tutti quegli strumenti che si possono utilizzare per attutire quello che diventa un sacrificio, perché in Italia non possiamo dimenticarci, 60 milioni di italiani hanno 41 milioni di contribuenti, 20 milioni sono lavoratori dipendenti, 15 milioni sono pensionati. Tutta quella tassazione che viaggia sull'IRPEF trova questi soggetti in carne ed ossa a contribuire appunto a quel diritto universale da cui siamo partiti prima. Quindi la battaglia della signora è la battaglia del sindacato pensionati della CGIL ed è la battaglia della CGIL quando dice che manovre fatte intervenendo sulle
le pensioni, mancandogli l'adeguamento, intervenendo con i ticket, hanno un effetto depressivo perché vanno a togliere reddito a quello che è un budget già limitato delle famiglie. Già limitato e non sufficiente per la vita quotidiana. C'è una telefonata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, io chiamo da Treviso. Sì, buongiorno. Guardi, io volevo dire ai nostri politici che non servirebbe tanto a fare le manovre, perché hanno già derubato tanto il popolo italiano. Io ho fatto l'immigrante e sono una pensionata. È una vergogna. Fanno lavorare i vecchi che sono stanchi e i giovani sono a spasso. Qua stiamo andando in una guerra civile, perché quando la gente ha la pancia vuota, più nessuno siamo onesti. Io torno a ribadire, ho fatto l'immigrante e non ho mai saputo qual era il mio diritto, ho solo saputo qual era il mio dovere. Qui in Italia tutto è permesso e i nostri politici che combattono la mafia, ma la mafia è a Roma, no, la Lega, Roma ladrona ma la difende, dove va questa Italia? Che una volta ai miei tempi una parola data era una carta scritta, adesso neanche con le carte scritte non abbiamo più ragione, è una vergogna e una vergogna. Io non vado neanche più a votare, che ho sempre combattuto per o bene o male andare a votare, che è un diritto dei nostri vecchi, ma oggi come oggi non si va più a votare perché il marcio, l'esempio, sta a Roma, noi la povera gente e la gente bene, il popolo italiano. Buongiorno e grazie. Grazie signora del suo intervento. Stavolta rispondiamo subito allo Spano, poi sentiamo anche Pigozzo. Devo dire che la telefonata della signora non può lasciare indifferenti, l'emozione con cui ha detto, sì, le cose infatti. che ha detto devono far fare a tutti un esame di coscienza, però proprio per dovrebbero questo, far fare insomma, io mi metto in gioco personalmente rispetto a questo e ogni giorno cerco di mettermi questo obiettivo, non far perdere la speranza, perché quello che abbiamo ereditato da persone come la signora è un sistema di servizi che ha costruito un benessere che abbiamo sotto gli occhi e che è compito nostro garantire per il futuro, anche quando le condizioni magari sono condizioni che peggiorano, perché c'è una crisi globale, perché c'è un'economia italiana che fa più fatica a riprendersi, però questi non possono diventare gli alibi per arretrare o per distruggere quello che appunto è costato lotte, fatiche ed è stato costruito in tanti anni. Il punto in questione è trovare il modo perché queste cose possano essere salvaguardate, trovare il modo in cui in un'alleanza che metta tutte le energie a fattor comune questi servizi vengano percepiti come un bene comune, un bene di tutti, e che trovino nelle risorse di tutti la risposta e la garanzia per continuare. Allora un approccio così trova poca utilità nella demagogia con cui si danno per fatte delle operazioni, con cui si va trionfanti a dire che il bilancio della sanità del 2010 si chiude con un attivo, salvo poi dal giorno dopo cominciare a parlare del passivo del 2011. Conta poco dichiarare a luglio alla prima presentazione del piano sociosanitario che entro settembre il piano sarà legge e siamo il 3 di ottobre, abbiamo appena sentito dire al consigliere che fa parte della quinta commissione che inizierà un secondo percorso, sono appena finite le audizioni, quindi c'è del tempo, ma perché c'è del lavoro da fare? Allora la semplificazione, l'ottimismo venduto a buon mercato non aiuta a rasserenare gli animi e non aiuta a capire qual è la sfida e la posta in palio. Noi siamo per stare su questa consapevolezza e perché vengano usati tutti gli strumenti per fare appunto di questa una battaglia comune, dove ognuno, secondo le sue capacità, in ossequio a quel principio che è scritto nella nostra Costituzione, faccia la sua parte. Questo è importante. Cosa dice lei, consigliere? Ma condivido appieno le considerazioni del collega Spano. Rispondendo proprio alla signora. Certo, anche e per venire anche al tema di oggi, che è quello del piano sociosanitario, cioè da questa condizione di forte discriminazione che poi si crea appunto nei confronti di chi ha bisogno dei servizi, l'occasione del nuovo piano può rimettere le regole per far sì che questa equità di cui oggi purtroppo pare si sia perso l'orizzonte ritorni a regolare appunto il sistema di erogazione dei servizi. Oggi abbiamo bisogno anche in Veneto, in particolare in Veneto, visto che su questo stiamo concentrando l'attenzione, di fissare quali sono i livelli essenziali da parte del sistema dei servizi e far sì che ognuno possa accedere in maniera diretta con una logica di proporzionalità rispetto al grado di compartecipazione. È chiaro che se non abbiamo ancora definito queste regole, continuerà un sistema
a creare diseguaglianze, a creare disparità. Quello che noi chiediamo con forza in questo piano è che la risorsa che abbiamo a disposizione e che a quanto pare appunto non sarà maggiore rispetto al passato venga utilizzata in maniera nuova con logiche appunto di maggiore omogeneità. Per stare nell'esempio concreto dell'aiuto alle famiglie e alle necessità, insomma soprattutto nella fascia della terza età e della non autosufficienza, in Veneto oggi abbiamo un fondo regionale della non autosufficienza che non ha certezza di finanziamento. Quello che vi chiedevo io all'inizio, quindi non c'è quello una che certezza. è scritto nel bilancio regionale purtroppo a oggi non ha la certezza di essere completamente finanziato. E allora ma come si fa? E d'altra parte abbiamo anche un sistema del patto di stabilità che sta penalizzando i pagamenti di tutta una serie di servizi che sono già stati erogati e che non hanno ancora, diciamo, facendo il un esempio pagamento. concreto in modo che possiamo sentire cosa ribatte il sindacato, non avere copertura cosa implica? In un esempio concreto che lei può farmi semplice, che i nostri telespettatori possano comprendere, allora, per la regione, per il comune, per il cittadino soprattutto, perché è la struttura sanitaria. Una delle diciamo, intuizioni felici che il sistema regionale ha avuto negli ultimi anni è stata quella di mantenere il più possibile la persona anziana, soprattutto non autosufficiente, a domicilio. Questo perché si vive meglio a casa rispetto che in una struttura. Ce la faccio veloce così dopo diamo la risposta alla telefonata. Ma anche per una ragione di costi. Ecco, questo implica che la rete dei servizi deve funzionare. Allora il piano dice, in linea teorica, però vogliamo vedere scelte più concrete, che bisogna spostare risorse dall'ospedale al territorio. Di fatto questo non avviene. Questo concretamente non è ancora stato definito. E quindi il privato cosa fa? Il privato cosa fa? Va dal comune, va dal sindaco, che chiaramente è il primo interlocutore, il quale dice guarda io con i miei servizi arrivo fino a qua, rimane questo vuoto da colmare. E questa è la sfida che il piano ci pone. È gravissima, attenzione, mi dispiace averla accelerata, che c'è una telefonata da un po' di tempo che attende. Pronto? Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno, da dove chiama? Da Zero Branco, Piero. Quale sanità e quale futuro per il Veneto? Lasciamo stare il futuro perché non si sa mai come che va. Quale sanità? Si deve fare cosa? Che io domandare ai mai i reali bisogni chi ha. I reali bisogni, perché altri fai leggi a Venezia o a Roma senza battendo dei mai, sul caso di mai. Perché bisogna domandare chi mai, i familiari bisogna chi ha. Perché come esperienza personale, 11 anni di oncologia di mia moglie, terminata 4 mesi fa, cioè terminata chiusa, non perché continui. L'unico beneficio che ho trovato erano i volontariati. Padova, Treviso, però lei dice quanto dicono tantissime persone effettivamente. È un'altra cosa, abbiamo trovato solidarietà nel reparto di oncologia dove c'erano infermieri che avevano cuore, però nell'apparato burocratico se ne fregano dei malati e basta. Ho fatto richiesta per i 3 giorni che aveva gli oncologi per la chemio, sono andato alla Madonnina a visitare il 3 maggio, che è morta il 26 e il 24 di maggio, con le carte dell'ospedale che prendeva. Il medico, per far vedere qualcosa lì, si sdraia, signora, non aveva neanche la forza di sdraiarsi. Allora, si spogli. Sono andato in reparto, chi è quel Lazzaroni di medico della Madonnina che ha detto si spogli? E poi ho premuto nella pancia, cosa sono venuto fuori, mia moglie ha detto mi ha fatto male, cosa ho avuto fare? Ritardo, portare pazienza a avuto. Ecco, portare pazienza fino a 24 e poi è morta. E ora, ma l'unico consiglio, ho trovato i volontari, tipo Casa del Gelsi, l'Adava, a Padova, noi il cancro la volontà di vivere, però l'apparato burocratico di Borgo Cavalli se ne frega. No, la ringrazio moltissimo del suo intervento. Ecco, passo la parola a Spano completando quanto diceva anche il consigliere. Ha ragione il nostro telespettatore, fin tanto che non si entra nel perverso meccanismo della sanità, tra l'altro per problemi gravi di salute o del sociale, non ci si rende conto delle lacune terribili. Giustamente diceva il telespettatore, se non c'è il volontariato, verissimo, se una persona è ricoverata in ospedale e è immobilizzata come la signora, non può muoversi, gli infermieri
poveretti, anche perché magari non voglio fare una colpa, molti sono molto disponibili, però non possono stare dietro a tutti e la persona sta là, degenera completamente. Poi loro te la dimettono a casa, dove dovrebbe esserci l'intervento di non si sa chi, l'assistenza domiciliare, che non esiste di fatto, perché di fatto è una qualcosa di e poi pensi, esatto, ma soprattutto perché pensiamo che la persona anziana non ha tutte le capacità per potersi muovere in un complesso sistema, per cui effettivamente è un qualcosa di becero per chi vive questi problemi o non ha un supporto familiare, un marito o quant'altro, insomma. Esatto, questa è un'esperienza di vita vissuta, ahimè, che tocca molti. Io direi due cose. La prima è relativa appunto a questo richiamo al ruolo prezioso e insostituibile che il mondo del volontariato, così ricco e presente nella nostra regione, ha svolto e sta svolgendo. Se per fortuna che un buco di questo testo del piano sociosanitario va denunciato proprio in questo senso, perché non corrisponde a quell'auspicio che dicevo nel precedente intervento, di essere tutti a concorrere alla realizzazione di questo obiettivo alto. Nel piano sociosanitario, per come è stato scritto e presentato dalla Giunta, lì c'è un buco, non si nomina addirittura tutto quell'universo del terzo settore che tiene assieme appunto le cooperative, le associazioni, e che invece sono una realtà presente e sono un pezzo di un servizio, di una presa in carico che deve rimanere nella responsabilità pubblica, ma poi deve avvantaggiarsi di quelle filiere, di quei cuscinetti di accompagnamento, anche di sollievo per la famiglia. Seconda cosa, rispetto a come il servizio, l'erogazione del servizio poi risenta di una mentalità che va tutta a preoccuparsi di far costare meno qualsiasi cosa. È uscito e ha occupato molte pagine nei giornali nelle ultime settimane questo studio che la Regione sembra aver condotto sulla dotazione organica degli infermieri, dal quale risulterebbe, in applicazione di criteri che molti hanno ritenuto discutibili, che addirittura ci sia un esubero. Allora anche qui dobbiamo chiarirci bene su che tipo di sanità vogliamo costruire, perché le scelte devono diventare coerenti e conseguenti. Non si può pensare che debba costare meno ma poi garantire le stesse prestazioni di prima, parlando appunto di esuberi addirittura nell'ordine del 25%, cose inimmaginabili, ma diventa un esubero perché non ci sono, qui chiedo, non ci sono soldi per pagarli o perché ce ne sono troppi per le strutture? Perché questo non mi sembra, perché altrimenti non servirebbe volontariato, quello che diceva. No, ma lì è stato sbagliato il parametro, nel senso che proprio è l'inquadramento che non è applicabile alla situazione concreta. Ma per tornare alla questione che poneva prima l'ascoltatore, diciamo che il principio, per carità la parola potrebbe essere evasiva, però insomma ci vogliono anche dei principi di riferimento. Il principio che deve guidare le scelte è la continuità assistenziale. Quindi, per prendere un esempio di una persona che ha una malattia, un incidente, eccetera, c'è la fase acuta che viene trattata, diciamo così, a livello ospedaliero, strettamente ospedaliero, e il prima possibile deve essere poi trasferita in strutture cosiddette intermedie, dove c'è un costo minore e c'è un'assistenza più adeguata. E poi, se è possibile, a domicilio, appena possibile a domicilio, con la rete del sistema dell'assistenza domiciliare, che c'è, voglio dire, non è che siamo all'anno zero, c'è, ma è ancora carente, sia in quantità sia in qualità. Il piano dà questa linea di riferimento. È chiaro che oggi c'è bisogno di far diventare questo principio poi scelta organizzativa concreta, e quindi dire: nel territorio veneto abbiamo tutti i dati che l'Agenzia regionale sociosanitaria ha elaborato insomma in questi anni, sia per la rete ospedaliera sia per la non autosufficienza. Adesso arriveranno anche i dati del sociale, cioè la parte strettamente sociale dei comuni. Ecco, con questa massa di informazioni dobbiamo aggregare in qualche modo quelle che sono l'organizzazione dei servizi e costruire modelli innovativi rispetto al passato, perché è evidente che se io continuo a pensare all'ospedale come al centro di tutto, sbaglio, spreco risorse e non do le risposte che servono. Le strutture intermedie che oggi sono carenti vanno rilanciate, costruite, in modo tale che la risposta che io do al cittadino non va a gravare sul costo più alto, perché oggi una retta media all'ospedale va dai 500 ai 700 euro al giorno, mentre una struttura intermedia costa 3, 4, 5 volte meno. E questo è una scelta concreta che va fatta immediatamente. Dopodiché garantire la rete dei servizi territoriali, anche comunali, dentro standard omogenei,
chiedendo ai comuni di fare il sistema. Purtroppo fino ad oggi si è proceduto perché appunto c'erano risorse disponibili che ognuno si organizzava in proprio. Il Veneto è fatto di 580 comuni, la maggior parte sotto i 5.000 abitanti, cioè è impensabile che ogni comune abbia le risorse sufficienti per aggregare e costituire questa rete. Bisogna farlo in maniera associata e qui siamo molto indietro, però anche questa è una scelta forte che il Veneto deve fare e che i comuni in qualche modo in questo momento stanno chiedendo. Assolutamente. Allora torniamo anche su questo argomento, vediamo anche di affrontare il discorso della non autosufficienza, quindi che disponibilità ci sono, tenendo conto che poi la domiciliarizzazione, ovvero mandare il paziente a casa, che può essere sotto certi profili estremamente utile psicologicamente, implica però delle strutture di ausilio, chiamiamole badanti, servizi, che i pensionati, le persone non autosufficienti non può permettersi. Ci sono vari aspetti, perché poi la famiglia attorno non riesce a far fronte a questo e quindi ci si trova a casi di abbandono, e questo magari il sindacato potrà anche dare testimonianza, purtroppo, e sono gravissimi, con un trend in aumento, perché la nostra popolazione aumenta sempre più, l'anziano e soprattutto non autosufficiente, e non ci sono possibilità di avere denaro disponibile, quindi un problema gravissimo che sarà sempre peggio. Con questo andiamo in pubblicità, veramente pochissimi minuti, poi torniamo insieme. Se volete fare ancora una telefonata, forse c'è tempo proprio per prenderne una. Prego. Allora, riprendendo un po' il discorso, passando la parola, come la vedete voi? Come sindacato pensionati noi abbiamo ben chiaro che le scelte di oggi avranno una conseguenza per oggi ma anche per domani, e i numeri che l'Istat che visto che era dal 96, no? Appunto, dobbiamo tenerci un margine che auspicabilmente non di altri 15 anni, ma certamente le cose che vengono scritte e decise dovrebbero avere una funzione di guida per alcuni anni. E allora appunto, avendo in mano le previsioni demografiche dell'Istat che dicono che da qui al 2020, cioè da qui ai prossimi 8 anni, ci saranno 170.000 ultra 65enni in più in questa regione, passando dai 900.000 al 1.100.000, dobbiamo porci nell'ottica di pensare quali risposte, quale sistema di risposte, anche accettando appunto l'idea e il concetto della continuità assistenziale, della filiera che porti dal domicilio verso forme di residenzialità, accompagnando via via l'aggravarsi delle condizioni. Però bisogna che ci si metta lì a disegnare bene gli anelli di questa filiera, di questa catena di servizio, perché altrimenti il rischio che ci siano dei buchi dentro i quali chi si trova in una condizione di bisogno e quindi di per sé già in una situazione penalizzata sia da solo nel doversi poi aiutare e gestire. Ecco, questa è una cosa che noi vogliamo evitare, perché è questo che nega il diritto, non è il fatto che da qualche parte in una legge regionale lo si neghi. Si nega un diritto tutte le volte in cui uno, messo nella condizione di esercitarlo, non può e deve arrangiarsi. Infatti, ma è possibile concretamente arrivare ad approvare, stanno arrivando anche dei messaggi, intanto sono in sovraimpressione, a qualcosa di concreto, fattibile, che sia esaustivo delle esigenze delle persone, perché le telefonate ci fanno capire che ci sono persone con dei bisogni. No, sicuramente, anche tenendo conto degli interventi precedenti degli ascoltatori, io venendo dall'esperienza di sindaco, per 10 anni ho fatto il presidente della conferenza dei sindaci e quindi me ne sono occupato direi quasi quotidianamente in questi 10 anni, e quindi capisco adesso la necessità che al momento di fare una legge, di fare un piano, si debba tener conto per forza, insomma, di quella che è la realtà e che molte volte è distante rispetto ai principi che stiamo enunciando. Quindi proprio in questa logica di concretezza e di gestibilità del sistema, io dico non abbiamo altra strada davanti se non quella di impostarlo per dare risposte concrete. Faccio un altro esempio, l'assistenza domiciliare. Oggi in molte parti del Veneto viene garantita a spezzoni, a orari magari non continuativi, al sabato e la domenica è il momento critico che molte famiglie si trovano ad affrontare, perché magari dimissioni precoci dall'ospedale, la persona ammalata, anziana, quello che è, non si riesce a gestire. Ecco, questo deve essere
preso in carico dal sistema dell'assistenza domiciliare, e quindi far sì che ci sia un collegamento diretto tra il reparto dell'ospedale, il distretto sociosanitario, il comune, mettendo insieme le risorse necessarie a dare una risposta a quella persona, a quella situazione ben precisa, perché non siamo tutti uguali, insomma, certo, mettere in atto anche quella che è la rete del volontariato che prima veniva citata e che nel piano effettivamente è molto carente. Il volontariato può avere un'ora al giorno. No, esatto, ma non può essere sostitutivo del sistema, esatto, è integrativo, è aggiuntivo rispetto alla risposta da dare, ma il sistema appunto deve garantire questa continuità. Ecco, sempre perché siamo in chiusura. Nella visione del piano c'è una competenza e una rivalutazione sia del sistema della medicina territoriale, quindi dei medici di medicina generale, con l'appropriatezza della domanda che arriva di salute, in modo tale da indirizzarla in maniera corretta e non sovraccaricare il sistema, e poi l'altro punto è valorizzare le professioni che abbiamo, da quella medica a quella infermieristica, che anche nelle audizioni ci è stato puntualmente sollevato. Perfetto. Come punto. Allora, ci sarebbe tantissimo da dire, naturalmente, e avremo occasione di fare altri approfondimenti perché sappiamo che l'argomento è di grande interesse. Io ringrazio i nostri ospiti di essere stati qui con noi, voi naturalmente di averci seguito e di aver partecipato. Ci ritroviamo naturalmente alla stessa ora domani. Parleremo invece mercoledì ancora del problema degli anziani, di quanto si può fare, di manovre, di ripercussioni proprio su questa fascia più debole di altre, e non solo, mercoledì per dalle 12:40. Io intanto vi auguro un buon proseguimento, vi lascio i nostri TG.